E con Si fossi re è ripresa sabato scorso, 13 gennaio, la seconda stagione di Rassegnati, anno 2017-2018, a cura della Gioppi Group Events di Giuseppe Crapanzano Gioppino. Si fossi re è stata la quarta rappresentazione in cartellone, una ripresa dopo la pausa natalizia un po' a rilento per questa commedia di Giambrone che ha visto diversi attori della compagnia teatrale I Sognatori di Agrigento calcare il palcoscenico della Sala San Francesco di Favara. È stata una commedia in 2 atti, a tratti brillante, per la regia di Giovanna Messina che ha raccontato la storia della tradizione della sensalia. Il protagonista, Don Carmelo, si impegna anima e corpo per riuscire a combinare matrimoni tra imprevisti e malintesi. La storia, tutta in lingua siciliana, è stata introdotta e conclusa da musiche originali dialettali del maestro Davide Licausi. Hanno dato il loro massimo ai protagonisti, probabilmente abituati a calcare più spesso palchi meno importanti. Tra gli attori che hanno spiccato, per bravura recitativa la moglie di uno dei diversi personaggi e per avere strappato qualche sorriso in più le 2 sorelle vestite di nero, interpretate da un uomo e da una donna, che Don Carmelo vuole ammogliare. La serata è stata presentata da Nancy Mannino. Il prossimo appuntamento al Teatro San Francesco è per sabato 3 febbraio con la commedia Prestami a Tomuglieri, portata in scena dall'associazione locale Arte Muda. È possibile ancora abbonarsi per l'ingresso al teatro dei prossimi 6 spettacoli, sempre con un costo inferiore alle 5 euro a serata.